12ª giornata, terzultima del campionato Under 14 provinciale all'Ambiente Stadium. I 2010 della Fair Play Messina, allenati da mister Cangemi, ospitano i parità della Nuova Rinascita Patti. Campionato che si avvia alla conclusione, 210 minuti prima di passare alla seconda fase. Nuova Rinascita che occupa l'8° posto della classifica virtuale, con all'interno anche Torregrotta e GSL, che al pari della Fair Play non fanno classifica e quindi non prenderanno parte ai prossimi playoff. Passiamo alle immagini della partita a cura di Francesco Romeo, gara che viene arbitrata da Elia Amilicia della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Completo giallo con calzoncini neri per la Fair Play Messina, maglia verde con pantaloncini neri per la Nuova Rinascita Patti. Dopo 7 giri di orologio, prima occasione marca Fair Play Messina con la punizione di Sturniolo che sorvola la trasversale ai pali. 5 minuti più tardi Sfera che arriva dalla destra per la girata di Morabito, falla fuori di poco. Poco dopo il quarto d'ora arriva il vantaggio della Fair Play Messina, palla per Carbone che si gira bene, calcio a tiro deviato che sorprende l'estremo difensore Pattese per il vantaggio della Fair Play Messina, che ci riprova alla mezz'ora ancora con Sturniolo piazzato dai 20 metri che non inquadra il bersaglio grosso. Va così in archivio la prima frazione di gioco sul parziale di 1-0. Decide sin qui la marcatura d'opera di Carbone nella ripresa consueta girandola di cambi che coinvolge Costa, Mollo al minuto 38, Miloro al minuto 40. 2 minuti più tardi Gilberto per Bernava dalla sinistra va a calciare, attento l'estremo difensore della Nuova Rinascita Patti. Seguono gli ingressi in campo di Milazzo al minuto 48, sempre solo Fair Play Messina, angolo che arriva tra i piedi di Miloro che non trova un buon impatto con la sfera da posizione ghiotta. Al 50° arriva il tempo di presente all'Ambiente Stadium. 5 minuti più tardi punizione di Sturniolo per il colpo di testa di Mollo che fa 2-0. Subentrato dalla panchina mette in cassaforte il risultato, dentro anche De Francesco al minuto 57. Avvicendamento tra i pali invece all'ora di gioco. 2 minuti più tardi Miloro per De Francesco, calcia in porta. A altri piani però l'estremo difensore della Nuova Rinascita Patti. 3 minuti più tardi grande azione di La Rosa che fa tutto da solo, va alla conclusione con il mancino, controlla con lo sguardo l'estremo difensore Pattese. Minuto 67, filtrante per presente che si presenta tu per tu con l'estremo difensore avversario, anche sfortunato in questa occasione. Al 69° palla per Mollo che non riesce anche in questa occasione a battere il portiere avversario, regalandosi la gioia della doppietta. All'ultimo minuto però effettivo la palla arriva a Miloro che dal limite dell'area disegna questa traiettoria beffarda con il mancino e fa Fair Play Messina 3, Nuova Rinascita Patti 0, che permette ai ragazzi di mister Cangemi di esultare con la classica ola sotto tifosi e appassionati.